Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in un paesino dove abbiamo provato a fare questa gita con Laura varie volte e vediamo se riusciamo a farla oggi, perché il tempo, Laura, sto tempo qua ci rompe le scatole ultimamente, no? Così. Ci troviamo nel ponente Ligure, ci si arriva qua al paese di Nasino da Albenga e quindi mi sembra vi dico come raggiungere la località di Palermo, è facilissimo. Uscendo sull'autostrada 10 da Albenga così si gira andando in direzione di Garessio, di Castelvecchio di Roccabarbeno, Zuccarello. A un certo punto, dopo saranno 5 km se non ricordo male, c'è la deviazione a sinistra che in altri 10 km porta proprio qui a Nasino, passando prima al paese di Castelbianco. La gita che faremo oggi ci porterà nuovamente come in passato sul Monte Galiero partendo da qua, ovvero da Nasina andremo a Vignoletto, Vignolo, saliremo su al Colle delle Prione sull'Alte Vie dei Monti Liguri, poi saliremo sul bellissimo Monte Galiero che Laura ci teneva a vedere così e poi ritorneremo nuovamente a Nasino da un altro sentiero passando dal Passo delle Caranche. Laura, tu conosci qualcosa di questa zona? Sono zone un po' nascoste così che io conosco abbastanza bene. A parte l'Alta Via, però questi paesini sinceramente no. Come ti è sembrato arrivare qua in macchina così? No, una bella strada, siamo già immersi nel verde, pur avendo fatto 20 minuti da Albenga, esagerando, quindi siamo già abbastanza nella natura, già da questo paese. E lì, come al solito noi partiamo presto e adesso ci finiamo di preparare e come al solito speriamo di fare vedere paesaggi, ma io non ho dubbi che questa sia una bella gita. A dopo! Il nostro punto di partenza qui da Nasino è la chiesa di San Giovanni Battista e la nostra direzione è questa strada asfaltata. Andiamo. Vignolo e Vignoletto. Adesso prendiamo questa deviazione a destra. E adesso giriamo a sinistra prendendo il ponte romano. Siamo arrivati a Vignoletto. I ruderi del castello di Vignoletto e la chiesa di San Sebastiano. Qui dalla chiesa di San Sebastiano, per andare in direzione di Vignolo, dobbiamo prendere questa strada qua, questo sentiero largo. Dopo aver oltrepassato un sentiero che va su in direzione del Passo delle Caranche che noi non prenderemo, ora qua ci dirigiamo verso Vignolo. In fondo a questa strada giriamo sull'altra strada su a destra.
Andiamo di qua. Abbiamo appena iniziato la salita che da Vignolo porta al Colle del Priore. Laura ha visto che il cartello che c'era prima giù a Vignolo dava 3 ore. Vediamo quanto ci mettiamo noi. Dopo aver fatto un pezzo di sentiero abbastanza comodo e questa sterrata larga per un pezzo, ora lasciamo nuovamente la sterrata larga per prendere questo sentiero. E dopo 20 metri di questo sentiero fate molta attenzione, dobbiamo salire su di qua. Adesso Laura vi spiegherà questo incrocio. Noi siamo venuti da questa sterrata larga Questa qua? e abbiamo appena non preso quella deviazione che vedete lì dove c'è quei mezzo cespugli? abbandonato, quei cespugli che vanno in su, non andiamo di là. Qua ci sono 2 indicazioni per fare volendo un anello che porta alla colla del Brione. Sì? Questa bella sterrata è un po' più lunga e invece da qua noi ci inerpichiamo e abbreviamo un pochino fino alla colla del Priore. Siamo nell'ultimo pezzetto che ci sta portando a raggiungere l'alta via dei Monti Liguri. Eccolo lì il Colle del Priore. Ragazzi, qua i panorami cominciano a cambiare. Con la vista sul mare da questo lato e il Prione di fianco, riprendiamo il nostro giro continuando sull'alta via dei Monti Liguri, passando di qua.
in mezzo a saliscendi abbastanza ripidi, più sali che scendi, siamo quasi arrivati alla colla che ci permetterà di salire sul Monte Galero. Godetevi la meraviglia. Ragazzi, quella lì è la prima parte, cioè la quasi totalità della salita al Monte Galero. Laura, sei pronta ad affrontare la faticosa salita al Monte Galero? Iniziamo la salita. Finora abbiamo solo scherzato. Questa è più tosta. Sì, praticamente ora ci troviamo ad un incrocio, proprio la base di riferimento per salire sul Monte Galero, e ora, come dice il cartello, in 40 minuti arriveremo sulla cima e ne varrà la pena, vero? Certo. Con un panorama così andiamo, si sale. I giganti di pietra del Monte Galero. Eccolo lì il Monte Galero. Cima del Monte Galero. Ce l'hai fatta, sei riuscito ad arrivarci dopo tanto patimento di piogge e influenze. Finalmente cima del Monte Galero. È una bellissima salita, faticosa, vabbè, come tutte le salite si può dire, e molto bella. Su questi pratoni, questo monte, avete visto dei Giganti di pietra. giganti di pietra, dei paesaggi fantastici, molto molto bello, ne vale veramente la pena, dal colle del Praione fino a qua. Prione. È vero, Prione. È veramente posti fantastici. Ok Simo, com'è andata oggi? Oggi finora bene. No, non ha piovuto, come ha detto la signora di prima, e siamo arrivati sulla cima del Monte Galero. E qua tutto un giro, uno spettacolo che è... I video sono meravigliosi tutti, però un'altra cosa è venirci, arrivarci a piedi con una giornata spettacolare come oggi, bisogna. Proseguiamo? Certo. Garessio e il Colle San Bernardo di Garessio. Questo è il crinale in discesa, almeno un pezzo, che ci porterà verso il Passo delle Caranche. Eccoci Simo,
vi faccio vedere questo incrocio qua che cioè, è impossibile sbagliare, però può essere utile a chi magari fa l'alta via dei Monti Liguri. In questa direzione, ripeto, a noi non c'entra niente, però vi può essere utile lo stesso. In questa direzione è un taglio dell'alta via, perché ora siamo sull'alta via, che è l'alta via originale, ma poi è uguale, ne fanno tante alternative nel tempo. La principale va dove dobbiamo andare noi, al Passo delle Caranche. Questo taglio qua che io avevo fatto in salita anni fa, sto qua, così, fa arrivare prima al Colle San Bernardo di Garessio. Niente, può essere un'indicazione utile. Comunque la cosa importante per questa gita è che noi ora andiamo di qua. Perfetto. Siamo arrivati al Passo delle Caranche, Laura. Esatto. Spiega un po' ai telespettatori questi incroci malefici. Noi veniamo da questa direzione, prendiamo il triangolo rosso vuoto che va in giù verso Nasino e poi dopo avremo un'altra direzione. Sì. Poi c'è un pezzettino corto, poi dobbiamo prendere o uno o un'altra direzione. Esatto. E poi invece, se si volesse fare invece andare dall'altra tappa dell'alta via verso Garessio, si prende quel sentiero lì dritto. Esatto. Bene, Andiamo. andiamo. Siamo arrivati all'ultimo bivio più importante per noi, per la nostra gita, perché qua il sentiero principale, come abbiamo detto prima, si divide in due, ovvero su questo lato si va a Vignoletto, noi invece per andare a Nasino andiamo di qua. Manca ancora un po', però tutto questo verde ci fa fare il video finale, giusto Laura? Giusto, poi c'è ancora luce, ne approfittiamo. Tanto stiamo scendendo verso Nasino. E Manca poco, mancherà poco, sì. un'oretta, forse meno, Sì, direi. sì, tanto poi vi faremo vedere anche la fine. Sì. E oggi è una gita molto bella, un po' più stancante magari di altre, quindi chi si organizza lo tenga presente, però molto molto bella, paesaggi bellissimi, soprattutto salita e discesa dal Galero, obiettivamente ne vale la pena. Bene. Ed è gita quasi finita. Che gita è stata? Allora mi rifaccio un po' le cose che ha detto Laura. Allora, gita, sì, tosta nel senso che c'ha parecchio dislivello e anche di un certo livello, tipo la salita al Galero, così anche la discesa verso il Passo delle Caranche, così è discesa, però diciamo non adatta a tutti, nel senso adatta a chi cammina. Per sottolineare così, cioè le cose veramente più spettacolari sono proprio i paesaggi tra il Colle del Prioni e il Passo delle Caranche, cioè qualcosa di monumentale, perché la gente va in altri paesi però non conosce certe zone che abbiamo qua. Un ultimo appunto, questo sentiero dal Passo delle Caranche fino qui, quasi totalmente immerso nel verde, così ti dà veramente un senso di tranquillità, e i sentieri sono molto facili, che stanno facendo scendere parecchio e arrivare prima al nostro punto di partenza. Bene, ora facciamo ancora qualche video da qua in fondo alla gita così, e con voi ci vediamo alla prossima gita. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, vi prego, iscrivetevi.